Allora, buon pomeriggio, ben arrivati a tutti voi. Io sono Carmen Antonella, di Consorzi, e siamo capofila di questo progetto di cui vi parleremo oggi, che è la comunità del cibo e Alpi e Dolomiti Bellunesi. E oggi vi spiegheremo un po' quello che è ad oggi il percorso di questo progetto, e al termine ci sarà anche la possibilità di di assistere a un piccolo cooking show e la possibilità di assaggiare qualcosina. C'è una scaletta molto intensa, per cui cercheremo di essere anche abbastanza veloci negli interventi. Saranno tutta una serie di speech che vi daranno un po' un polso di quella che è, diciamo, la visione che sta dietro questo progetto e di quello che è lo stato dell'arte in questo momento. Passo la parola per iniziare al dottor Giorgio Trentin della Regione Veneto, direzione agroalimentare. Buongiorno a tutti, grazie Antonella, grazie dell'invito. Questo progetto, come diceva Antonella, è un po' particolare, nel senso che è un progetto finanziato con delle risorse nazionali che vengono trasferite alle regioni, e le regioni poi decidono di finalizzare queste risorse in un certo modo. Hanno la possibilità di scegliere tra diverse finalità, e quella che è stata scelta come Regione Veneto è stata quella di cercare di incentivare, destinando alcune risorse di questo fondo, incentivare la nascita di comunità del cibo. Queste comunità del cibo, previste da questa legge nazionale, la legge del 2015, di fatto sono due comunità, e voi capite, del cibo e della biodiversità. Sono delle comunità, quindi significa che già la parola stessa dà il significato. Non sono comunità, non è un termine che normalmente viene utilizzato per indicare qualcosa di competitivo, reddituale. La comunità è un termine che normalmente viene utilizzato per indicare socialità, indicare comunione di intenti, indicare comunione di sentimenti, di idee. E quindi questa cosa noi l'abbiamo proprio voluta prendere al balzo, questa opportunità, perché come Regione già negli anni passati avevamo sostenuto tutta una serie di progetti riguardanti la biodiversità, che hanno visto, soprattutto in questa zona, la zona della provincia di Belluno, diversi attori interagire tra di loro, a volte anche in competizione, con progetti messi in competizione, però tutti con una finalità, quella per recuperare la biodiversità appunto del territorio, per essere agricolo, e di cercare di valorizzarla per promuovere il territorio. Quindi ci sembrava giusto in qualche modo cercare di trovare un elemento comune attorno a cui convogliare tutti questo impegno che c'era stato negli anni passati da parte di diversi soggetti, ripeto, verso un obiettivo comune, verso appunto l'obiettivo di costruzione di questa comunità. Tra l'altro, la modalità che abbiamo voluto approcciare come regione è una modalità che dal punto di vista amministrativo assolutamente nuova rispetto ai bandi che normalmente conoscete, perché di fatto la regione non si mette come il soggetto che sostiene e quindi mette a disposizione le risorse e poi interviene normalmente come controllore, no? Controllore che le cose vengono fatte dal punto di vista amministrativo in maniera corretta, dal punto di vista della rendicontazione, con un ruolo un po' antipatico, io dico, no? La regione in questo caso si mette a fianco dei soggetti che vogliono costruire questa comunità. Insieme all'agenzia, la sua agenzia regionale per l'innovazione del settore primario e Veneto di Cultura, quindi la regione svolge un ruolo di accompagnamento, oltre che di finanziamento. Quindi entra quasi nella comunità,
entra in comunione con i soggetti che vogliono costruire la comunità, cercando di, se dà dei consigli, di darli in maniera molto, finalizzata non a ostacolare ma a facilitare, trovare una soluzione, la soluzione migliore. E questo, dal punto di vista amministrativo, se pensate, è un approccio che normalmente non viene seguito. Normalmente si danno i soldi, si dice, si fa del di concessione, questo è approvato il progetto, fai avanti il progetto, poi ci rivedremo alla fine e rendiconterai e noi vedremo cosa è risultato. In questo caso no, noi siamo presenti a quasi tutti gli incontri che vengono, veramente non incontri che vengono organizzati in maniera informale, tra virgolette, tra i componenti di questa costituenda comunità del cibo, che è normale che ci siano tutta una serie, e anzi più incontri ci sono, più si crea comunità, perché più si condividono idee. Ma noi siamo presenti, noi siamo presenti a tutti gli incontri che vengono organizzati, anche gli incontri che vengono organizzati per far emergere le idee e le particolarità che caratterizzano appunto questa comunità e anche le altre comunità. In questo modo, vivendo da lì dentro, riusciamo a vivere sia le difficoltà che anche gli entusiasmi, perché è anche giusto che ci siano sì, delle criticità, ma è anche giusto che ci siano dei momenti in cui anche sorridere dei risultati raggiunti. E diciamo che pian pianino, attraverso incontri anche di approfondimento che abbiamo voluto organizzare con Merito di Cultura a favore appunto delle comunità, abbiamo cercato anche di dare il più possibile supporto ai dubbi in merito alla tipologia di forma giuridica che sarebbe meglio adottare per la comunità del cibo. Le nostre normative dal punto di vista civilistico mettono a disposizione tutta una serie di modalità, di forme giuridiche che possono essere seguite. L'importante è capire qual è l'obiettivo e qual è la forma giuridica che permette di rendere il più snello possibile l'attività e non creare troppi balzelli per il soggetto appunto che poi costituirà questa comunità del cibo. Quindi un percorso innovativo dal punto di vista amministrativo e io dico anche innovativo dal punto di vista della partecipazione. Cioè io, lo dicevo anche prima alla Commissione Scurabio, sarebbe stato interessante avere un osservatore esterno che ci guardasse e ci studiasse, perché secondo me in questi progetti, questi 3 percorsi di comunità del cibo, verso le comunità del cibo future, si è creato veramente un approccio partecipativo, molto partecipativo, perché effettivamente c'è stata la possibilità di tutti i soggetti interessati di poter interagire gli uni con gli altri e anche con altri soggetti che contemporaneamente stanno lavorando sempre per lo sviluppo e la promozione dello stesso territorio. E in questo modo, incontrando gli altri soggetti che comunque perseguono la finalità della promozione del territorio, c'è stato modo anche di scambiare alcune idee e alcuni punti di vista. Quello che è importante comunque e che è emerso secondo me, in alcuni incontri noi effettivamente siamo stati quasi degli osservatori esterni. Quello che posso cogliere io, almeno personalmente, è che comunque tra soggetti che lavorano sullo stesso territorio si è chiariti spesso sul fatto che non ci deve essere concorrenza per sviluppare appunto un territorio. Tutti possono dare il meglio per appunto lo sviluppo del territorio. Quindi più soggetti possono operare sullo stesso territorio per la promozione del territorio senza darsi fastidio l'uno con l'altro. Anzi, proprio da questa pluralità di presenze il territorio può avere un beneficio, perché ognuno è complementare, può essere complementare all'altro.
è un percorso partecipativo, ripeto, all'interno del quale ci vuole tanta buona volontà. A d'altro canto il termine comunità richiama questo, non richiama competizione, richiama buona volontà e condivisione. Quindi io penso che queste parole vi abbiano cercato di far capire lo spirito con cui questo gruppo e gli altri due gruppi stanno lavorando. Poi avremo in collegamento anche, per un saluto, un'altra comunità del cibo, una comunità del cibo, sempre con un progetto partito insieme a questo del gruppo di oggi. E quindi spero di avervi dato l'immagine di quello che stiamo facendo. Il progetto dovrebbe concludersi per questo finanziamento con la costituzione della comunità del cibo e già lo sanno, noi abbiamo già un POD 4 con cui vorremmo continuare a sostenere questo percorso per rafforzare, una volta costruito, dare linfa a queste comunità del cibo che si sono costituite in questi tre progetti. Quindi c'è ancora da lavorare, però siamo a un buon punto, il gruppo ha lavorato bene e siamo molto vicini alla costituzione della comunità del cibo, probabilmente come verrà detto successivamente. Vi ringrazio ancora e auguro soprattutto al gruppo e a noi stessi buon lavoro. Allora, grazie mille. Passerei subito la parola al professore Enrico Sturaro. Come vi dicevo, come ha sottolineato anche il dottor Trentin, si parla di comunità, quindi è una condivisione di professionalità, competenze a più livelli. E secondo me l'aspetto sfidante di questa comunità del cibo Prealpi Dolomiti Bellunesi è proprio rappresentata dalla varietà di soggetti che compongono il partenariato in questa fase iniziale, che la rende anche, oltre che interessante, però anche particolarmente complessa. L'università sicuramente è un partner importante laddove si parla di biodiversità, soprattutto per quello che riguarda tutto lo studio e i necessari approfondimenti che servono anche a recuperare e a valorizzare risorse genetiche che rischiano ovviamente poi anche di perdersi nel tempo. Quindi prego, professor Sturaro. Facciamo le diapositive, le muove lei, muovo io. Sì, mi fa segno adesso, vuole con la mano, io Se no, vado avanti, si clicca. bisogna cliccare qua con il mouse. Allora, buonasera. Sì, guardate, mi sentite, vero? Sì. No. Meglio così, dai. 1, 2, 3, prova. Vediamo. Scaricate la batteria. Proviamo con questo di nuovo. Devi prendere altro, secondo me. Adesso penso che mi sentiate. No? Comunque parlo forte. Sono abituato a lezione con studenti che hanno un tasso di attenzione variabile, soprattutto legato all'orario. Quindi, grazie. Allora, buonasera, sono Enrico Sturaro, sono un docente del Dipartimento DAFNAE dell'Università di Padova. DAFNAE è un acronimo, ma indica in sostanza la vecchia facoltà di agraria. Io come attività di ricerca e come didattica mi occupo di sistemi di allevamento, in particolare di sostenibilità delle filiere zootecniche nelle aree montane. Quindi sono particolarmente interessato a questa iniziativa. Sì, oggi mi hanno chiesto di fare un intervento per così dare degli spunti di riflessione su che valore ha la biodiversità nel settore agroalimentare. Lì ci sono un po' di cose scritte, ma mi rendo conto che risultano piccole, cerco di sintetizzare. Diciamo che tra le risorse genetiche che rappresentano la biodiversità utilizzata in agricoltura
abbiamo una serie molto numerosa di piante, quindi di specie vegetali, diverse razze animali. In Italia sono censite 300 razze diverse per le specie di interesse zootecnico, alcune delle quali purtroppo già estinte. Molte altre invece che sono in fase di valorizzazione, in fase di conservazione. E poi c'è la biodiversità legata ai microorganismi. Qual è il valore della biodiversità per il settore agroalimentare? In primis rappresentano una base per la sicurezza alimentare. La diversità è uno dei pilastri per garantire capacità di produrre anche in condizioni che sono in continua evoluzione. Si parla molto dei cambiamenti climatici, sono sotto gli occhi di tutti i cambiamenti sociali ed economici. Il fatto di avere una varietà di risorse genetiche da cui attingere rappresenta sicuramente un valore per la sicurezza alimentare. Oltre a questo sono legati tutta un'altra serie di valori che non hanno una ricaduta tangibile sul mercato da subito, ma che sono comunque importanti per le comunità e sono quelli che cerchiamo di portare nel percorso che stiamo facendo con la comunità del cibo, delle prealpi e delle vitignologie. Tra questi ricordo il valore culturale o altri valori legati ai saperi che sono tradizionali del territorio. Ecco, qui noi facciamo riferimento a una serie di normative. Partendo dal presupposto che la biodiversità ha un valore, è necessario avere un quadro normativo delle progettualità che vadano a dare delle indicazioni su come garantire questo valore alla biodiversità. L'iniziativa che stiamo seguendo, come è già stato detto, come probabilmente verrà ripetuto da altri, fa riferimento alla legge 194 del 2015 sulla biodiversità, che racchiude una serie di iniziative. Oltre ad avere un'anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, promuove anche tutta una serie di iniziative per la conservazione. Lì sono portati 2 acronimi: conservazione in situ, conservazione ex situ. La conservazione ex situ è quella che facciamo con i centri sperimentali, con i centri di ricerca, in posti diversi rispetto a dove quelle varietà si sono sviluppate. La conservazione in situ è quella che fanno molti degli attori della comunità del cibo attraverso il loro lavoro quotidiano. In molti casi neanche lavoro, proprio attraverso il tempo che dedicano quotidianamente delle cose che fanno per passione. Prossimo. E all'interno di questa legge c'è proprio l'istituzione della comunità del cibo, della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, che viene riportata lì con l'articolo 13. Poi vedete c'è tutta un'altra serie di iniziative che sono legate non soltanto all'aspetto produttivo, ma all'aspetto formativo, educativo. Questa legge promuove iniziative nelle scuole, promuove iniziative come la giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, dove molti dei presenti hanno partecipato anche nelle ultime edizioni. Questo per quanto riguarda il quadro normativo in cui siamo inseriti. Volevo muovere un passo ulteriore, cioè verso una visione di carattere europeo. Noi siamo in una fase di profonda revisione delle politiche comunitarie a sostegno delle varie attività produttive, in particolare a sostegno dell'agricoltura. Probabilmente tutti dal telegiornale o da altre fonti di comunicazione avrete sentito parlare del Green Deal, con questa transizione ecologica che ci viene richiesta, che trova riscontro per quanto riguarda l'agricoltura nella Farm to Fork Strategy, dall'azienda alla tavola, dall'azienda alla forchetta. Quindi una strategia per promuovere una transizione dei sistemi produttivi agricoli perché raggiungano una serie di obiettivi. Molti di questi obiettivi sono legati a andare incontro alle esigenze della società, alle esigenze dei consumatori, per avere produzioni tracciate, ottenute in maniera sostenibile, in maniera rispettosa dell'ambiente. Si usa un termine che è quello della transizione verso l'agroecologia. Provo in sintesi a spiegare questa definizione. Per agroecologia intendiamo una definizione ampia che raggruppa non solo modalità produttive, ma anche una visione del modo di fare agricoltura, raggruppa anche un approccio metodologico, però diciamo la definizione più semplice significa che vogliamo arrivare a produrre in maniera efficiente, ma al tempo stesso rispettosa dell'ambiente, degli ecosistemi agrari
e possibilmente valorizzando questi ecosistemi. Ecco che qui trova un punto fermo molto importante anche il lavoro che stiamo facendo. Qui c'è uno schema che si vede poco. Sono i 10 principi dell'agroecologia secondo la FAO. La FAO, l'organizzazione mondiale, conosciuta da tutti, ha così lavorato un po' sul definire delle linee guida per la transizione agroecologica. Per cui ci sono diversi temi che ricadono con le nostre attività. Lì ne vedete tanti, ne cito alcuni. Il dottor Trentin prima citava l'importanza di avere un processo partecipato, condiviso. Questo è uno dei pilastri anche dell'agroecologia, della transizione verso sistemi sostenibili. Per cui il fatto di creare assieme conoscenza, valorizzare assieme i frutti del lavoro fatto da diversi attori è una delle basi di questa transizione che è fortemente spinta dalla Comunità Europea. Quindi stiamo facendo un lavoro che non ha un valore soltanto per la provincia di Belluno, ma che è in linea con la visione europea della transizione verso forme nuove di fare agricoltura. Un altro pilastro molto importante di questo schema è quello legato alla diversità. Viene riportato come diversity. La definizione che danno, la leggo, è quella di favorire la diversificazione, perché questa è la chiave per la transizione agroecologica. Da un lato garantisce sicurezza alimentare, dall'altro conserva, protegge e migliora gli ecosistemi. Quindi si passa da una visione legata a semplificazione e specializzazione a una visione basata a cercare di essere efficienti attraverso un uso il più ampio possibile delle risorse genetiche e delle varietà che sono disponibili. La prossima. Arriviamo quindi a definire qual è il ruolo che può avere l'università, la ricerca all'interno del percorso della comunità del cibo. Noi possiamo dare un contributo sulla parte relativa alla formazione, perché di fatto quello è uno dei pilastri del nostro lavoro. Ma l'altro punto importante, come diceva prima il dottor Trentin, negli anni sono stati sostenuti molti progetti relativi alla biodiversità. Molti di questi progetti hanno interessato il territorio bellunese. L'università, gli enti di ricerca partecipano in maniera attiva a questi progetti e hanno contribuito a sviluppare aspetti innovativi, a produrre dei risultati. Ecco quindi che la piattaforma creata con la comunità del cibo ci dà un'opportunità che io ritengo eccezionale, perché mentre prima eravamo abituati a parlare con i partner di ciascun singolo progetto e molto spesso poi c'erano anche delle difficoltà a tradurre in pratiche applicative i risultati della progettualità. Un ambiente come quello della comunità del cibo ci permette di avere di fronte tutti i partner potenzialmente interessati a queste tematiche e ci permette di proporre iniziative, buone pratiche che possono essere condivise, valorizzate anche in ambiti diversi rispetto a quelli in cui sono state sviluppate. Quindi l'idea sarebbe di dare un contributo per definire delle strategie per creare un valore aggiunto dei prodotti e compagniere che saranno presentati dopo. E qui volevo citare un esempio che è quello che conosco meglio, quindi andiamo alla prossima. Io ho seguito nello specifico progetti di zootecnia in questi anni, perché di quello mi occupo. Vedrete poi che nella nostra comunità del cibo abbiamo un'infinità di produzioni di tipo vegetale e di tipo animale. Noi abbiamo seguito negli ultimi anni un progetto che è stato finanziato attraverso un bando globale sulle razze locali, le pecore al pagotto e alla mondo. Noi abbiamo sviluppato un applicativo che serve per vari obiettivi. Serve per gestire al meglio i produttori, per evitare che ci sia troppa consanguinità, serve per favorire la cooperazione tra gli allevatori, ma serve anche per un'altra cosa, che è l'ultima diapositiva, che è quella di fare marketing territoriale. Noi dentro uno strumento all'apparenza complicato, ma in realtà estremamente semplice da usare, abbiamo inserito una serie di dati che derivano da database che abbiamo ottenuto per i progetti, che possono essere valorizzati per il marketing territoriale. Cosa significa? Provare a vendere assieme al prodotto anche il valore che ha quel prodotto nel mantenere e curare il territorio bellunese, il valore che ha quel prodotto nel promuovere sinergia tra le comunità locali. Quindi lì vedete, ad esempio, c'è un QR code, il codice che ormai ci siamo abituati ad usare anche per entrare qui con il Green Pass, il principio è sempre quello.
Però con quel QR code al momento abbiamo messo informazioni di dove è stato prodotto l'agnello, in questo caso, o quella lana, cosa fa quell'azienda, chi ci lavora. In alcuni casi abbiamo messo anche dei brevi video per presentare l'azienda, ma volendo questo si può tarare per mettere le informazioni che riteniamo più opportune anche per tutta un'altra serie di prodotti. Ecco quindi un esempio di come l'innovazione sviluppata per una finalità specifica possa essere portata alla comunità del cibo e proposta per un uso più ampio e più condiviso. Noi siamo, parlo adesso come università, non come Enrico Sturaro, siamo molto contenti di poter contribuire a questa realtà perché è un'opportunità per fare dei passi in avanti sui percorsi che avevamo già iniziato. Inoltre l'opportunità di scambio con i produttori, con gli attori che sono rilevanti sul territorio, con gli enti locali, con l'istituto agrario, rappresenta un arricchimento proprio per quei processi partecipati che sono alla base del nuovo modo di intendere lo sviluppo dell'agricoltura. Io chiudo qui, poi mi fermo, se avete piacere di interagire avremo modo dopo anche magari di fronte a qualcuno di questi piatti che potremo assaggiare. E grazie per avermi invitato. Grazie a lei per il supporto. Grazie al professore Enrico Sturaro. Passerei la parola adesso al preside Ettio Buzzetto. La scuola agraria è sicuramente un partner importante e strategico per questa comunità del cibo, sia per tutto il lavoro che ha portato avanti in questi anni sul tema della biodiversità, sia e soprattutto direi perché è una scuola e quindi ha un compito molto importante che è quello di educare le nuove generazioni e i futuri imprenditori che lavoreranno in questo mondo, in questa nostra provincia come agricoltori. La scuola agraria ha aperto fin da subito questo progetto. Per la scuola agraria tutto il tema ovviamente anche del biologico e dell'utilizzo di pratiche agricole sostenibili è di particolare interesse e quindi ecco, passo la parola al preside che un po' ci descriverà anche il ruolo della scuola all'interno di questa comunità. Buon pomeriggio a tutti. Preside della scuola agraria, convintamente ha aderito a questo progetto del cibo, che è un'alleanza sostanzialmente tra produttori e consumatori, con tutti gli intermediari che stanno insieme. Un'alleanza per fare che cosa? Per valorizzare le produzioni, abbiamo visto le diversità, le produzioni locali, in questo caso per valorizzare le nostre tradizioni agroalimentari della montagna torinese. Noi siamo una comunità del cibo della montagna, cioè dobbiamo dirlo con forza e questo è una delle grandi prospettive che abbiamo. In particolare svilupperò qualche considerazione soprattutto sul tema dell'agricoltura biologica e sostenibilità e le prospettive che potrebbe avere la comunità del cibo. Questa alleanza dovrà fare una scelta a che livello di sostenibilità vorrà collocarsi. Ci potrebbero essere due scelte estreme. La prima, garantire solo, l'alleanza è fatta solo tra gli estremisti del biologico, i produttori del biologico, i consumatori del biologico. L'altra strada è estrema, l'opposto, è dire sì, è una comunità sostenibile, però non prende nessuna decisione concreta legata a questa prospettiva. È evidente che credo che la soluzione migliore sarà intermediare. È chiaro che questa comunità dovrà stabilirla io sviluppo qualche considerazione rispetto a questa scelta. È chiaro che l'agricoltura biologica è un riferimento, non sarebbe l'unico, però in qualche maniera lo è come riferimento di prospettiva. Quindi da questo punto di vista sarà importante, per esempio, cercare di capire i rapporti. Si sta costituendo anche il Ministero delle Terre Bellunesi e da questo punto di vista ha in questa direzione ha un obiettivo ben forte, preciso, ben delineato, in qualche maniera. Io credo che sarà
importante trovare la nostra strada, la strada della comunità Prealpi e Dolomiti Bellunesi. Rispetto a questi due estremi, è chiaro che un confronto rispetto a dei protocolli in cui si condividono scelte comuni tra questi riferimenti che sono soprattutto i produttori e i consumatori è importante. Si può anche fare riferimento a dei protocolli già esistenti, perché il prodotto di montagna è un prodotto interessante, volendo, da valorizzare nella comunità del cibo, è già presente, è già già operativo, è una delle cose che la comunità del cibo potrebbe assolutamente sostenere. Ma possiamo trovare anche delle soluzioni originali, anche nuove, non è che anche delle alleanze basate sulla trasparenza e la scelta comune, sapendo che la prospettiva, l'obiettivo che abbiamo è quello di valorizzare le nostre produzioni, della nostra storia e di tutte le maniere che abbiamo visto. Cioè noi vorremmo che queste produzioni fossero sempre più consumate, sempre più consumate in loco, sempre più prodotte e recuperate. Questo è una delle nostre grandi prospettive. Ma se faremo anche una scelta più forte, io dico in senso di sostenibilità ambientale, forse avremo anche la possibilità di raggiungere anche altri obiettivi che stanno dietro a queste. Siamo in un grande momento di emergenza ambientale, climatica, sociale, strategica, e la strada è preservarlo, questo nostro pianeta, questo nostro territorio, e questo in parte, cioè una scelta forte in questa direzione può essere fatta e deve essere fatta, ed è uno degli obiettivi che mi aspetto. Vi faccio una prospettiva che vedo, un obiettivo concreto che riguarda la scuola che dirigo e la prospettiva, l'ho già detto in altre situazioni, in altri momenti, la nostra scuola ha una mensa. Noi vorremmo che la mensa diventasse biologica con i prodotti biologici bellunesi dell'università, non completamente, ma e questo ce la faremo solo in una logica di comunità, perché in questo momento non ce la faremo. Quindi l'auspicio è che questa nostra comunità di Dolomiti Bellunesi diventi anche un volano che aiuti a raggiungere gli obiettivi di ciascuno di noi, ma direi soprattutto gli obiettivi più generali per preservare il nostro pianeta e il nostro territorio. Grazie. Allora, grazie per queste parole, grazie al preside. Adesso ci doveva essere l'intervento di Oscar Padovani, che mi ha detto: guarda, sono troppo impegnato col mio stand, quindi parla pure tu a nome della comunità. Oscar Padovani, insieme alla Serena, insieme al preside, insieme a Enrico Sturaro, alla sottoscritta, insomma, facciamo tutti parte del gruppo tecnico di coordinamento. C'è anche la Laura Solinas, che poi invito a venire qui sul tavolo dei relatori, per quanto lei, diciamo, concluderà con un intervento molto interessante questi speech. Allora, parlo io, l'ho promesso ad Oscar, che avrei parlato io, Oscar Padovani, per così brevemente condividere con voi questo percorso e, vi dicevo prima, condividere a che punto siamo. Allora chiedo se possono partire le slide, ho preparato alcune slide per voi. Allora, intanto ringrazio i presenti, perché tra voi vedo, insomma, volti familiari, che sono i volti con cui abbiamo costruito tutto questo progetto. E quindi perché è un progetto che è partito dal basso, perché così deve essere, è un progetto che continuerà con una spinta dal basso, deve continuare con una forte spinta dal basso.
Sono scritte importanti che vanno interpretate, che vanno elaborate, a cui è necessario dare una risposta tutti insieme. Non sto qui a ridirvi il discorso di riferimento alla legge 194-2015, diciamo che è la legge quadro anche rispetto alla comunità del cibo. Però vorrei puntualizzare, diciamo, quello che è l'obiettivo di questa comunità. L'obiettivo principale è quello che ho cercato di sintetizzare in questa piccola frase, ma che contiene un po' tutta la visione, cioè quello di porre in essere una funzione sinergica tra attività produttive, turistiche ed educative, funzionale a quella che è la valorizzazione e la preservazione della biodiversità agroalimentare tipica del nostro territorio e all'adozione quindi di un modello di sviluppo sostenibile. È interessante il fatto che la comunità del cibo introduce un concetto molto importante, che è quello che è un concetto moderno, non nuovissimo, ma moderno, che è quello di economia collaborativa, un'economia condivisa. Di qui anche la complessità nel trovare una forma giuridica adeguata, proprio perché gli istituti presenti in questo momento non rispecchiano esattamente quello che è l'obiettivo della comunità del cibo, che è sì una comunità sostanzialmente di persone, ma che ha anche un obiettivo di tipo economico. E si basa su un partenariato molto complesso, un partenariato pubblico-privato. E ci stiamo scontrando con questa complessità proprio in questo periodo, è oggetto di una discussione anche con la Regione Veneto e con Veneto Agricoltura, che hanno messo, la Regione Veneto e Veneto Agricoltura ci hanno messo a disposizione degli esperti la possibilità quindi di approfondire, ed è molto sfidante e molto interessante questo tema. La comunità del cibo, ed è la cosa bella secondo me, diciamo che caratterizza questa progettualità, è proprio il fatto di fondarsi su dei valori condivisi. Il tema dei valori dell'etica è un tema sempre più importante, rispetto al quale il consumatore è sempre assolutamente più sensibile. E il fatto che una comunità ci metta la faccia, e ognuno di noi ci metta la faccia all'interno di questa comunità, è la garanzia migliore che possiamo dare sul fatto che siamo anche responsabili di quello che diciamo, degli obiettivi che vogliamo raggiungere. E quindi l'aspetto valoriale, diciamo, è quasi intrinseco al concetto di comunità. È una comunità educante, questo è un altro aspetto secondo me da sottolineare di quell'importanza della scuola, ma qui anche il fatto di dare un valore, uno spessore particolare a tutto quello che si fa all'interno della comunità, perché abbiamo una responsabilità verso le nuove generazioni di trasferire conoscenze e competenze che non devono andare perdute nel tempo, legate all'agricoltura tradizionale, sapendo cogliere anche dai giovani quell'attitudine all'innovazione che forse alla generazione come la mia manca un pochettino. E quindi è reciprocamente educante, non so, direi in modo più univoco, non univoco. Gli obiettivi della comunità del cibo, che sono gli obiettivi descritti all'interno della stessa legge 194-2015, sono semplici, se vogliamo. Si parte dallo studio e ovviamente dal recupero di conoscenze legate alle risorse genetiche, di cui dicevo l'importanza anche di enti di ricerca come l'università, come la stessa scuola agraria. Il portare a termine e realizzare davvero esperienze di filiera corta, di vendita diretta, lo studio, la diffusione di pratiche proprie dell'agricoltura biologica e di altri sistemi culturali comunque a basso impatto ambientale, il recupero e la trasmissione di saperi tradizionali relativi alle colture agrarie. E un altro aspetto secondo me importante è appunto anche questa connotazione educante, quindi educazione all'ambiente, alle pratiche agricole e l'aggregazione sociale. Anche questo è un aspetto fondamentale.
In questo momento la comunità del cibo, che ripeto è nata dal basso, da tutta una serie di produttori, allevatori, associazioni di produttori, non solo, poi lo vedremo, si è costituita il 17 novembre del 2021 come ATS funzionale alla presentazione del progetto e ha raccolto 61 partner e ha individuato come il primo ambito, diciamo, territoriale di riferimento, quello corrispondente ai confini del GAL Prealpi e Dolomiti, ma semplicemente perché all'interno ci sono soggetti che già da tempo collaborano insieme, lavorano insieme all'interno di altre progettualità, quindi il partenariato che si è andato a costruire è un partenariato già per molti aspetti collaudato. I partner ho cercato di rappresentarveli qua per categorie, poi ovviamente sarete un piccolino ma sono tutti citati sulla parte destra, e quindi abbiamo produttori agricoli e allevatori, associazioni di produttori agricoli, abbiamo associazioni di tutela e valorizzazione dei prodotti, quindi consorzi di tutela, ma anche la stessa associazione Slow Food, le associazioni di categoria, all'interno ci sono tutte le grandi associazioni di categoria rappresentative del mondo agricolo e anche la Confcommercio. E i ristoratori, che sono sicuramente degli alleati fondamentali, trasformatori, come trasformatori, macellerie, latterie, associazioni di consumatori, abbiamo dentro la Madia di Feltre, abbiamo dentro la cooperativa di Ramosano, enti appunto di istruzione e formazione come la scuola agraria, dentro anche il centro consorzi che io rappresento, enti di ricerca, quindi abbiamo il DAFNAE, enti pubblici territoriali, abbiamo all'interno le unioni montane che insistono su questo territorio, e abbiamo dentro 3 comuni che stanno all'interno dei relativi territori portando avanti delle politiche orientate proprio all'impiego di pratiche agricole sostenibili, anche attraverso l'adozione di regolamenti rurali dedicati. I consorzi turistici, abbiamo visto all'interno dei tavoli di approfondimento quanto importante sia per queste produzioni così particolari, così caratteristiche, l'alleanza col mondo turistico, e non poteva non mancare naturalmente le Prolocco e quindi anche tutto il mondo del volontariato e la grossa attività che queste associazioni portano avanti anche in tema di valorizzazione delle produzioni locali. Qui ecco una breve panoramica dei prodotti che sono in questo momento rappresentati all'interno della comunità del cibo Prealpi e Dolomiti. Ci sono parecchie PAT, ci sono i GP, abbiamo il mais spongi, il fagiolo di Lamone, il GP, il fagiolo gialletto, abbiamo il Cecilio Slow Food, il Mami del Pago, il fagiolo Palla Rossa, il Bonè di Puntaso, il Morone Feltrino, abbiamo la zucca Santa Bellunese e poi tutta una serie di vitigni che sono, diciamo, rappresentati dalle associazioni che partecipano, di viticoltori che partecipano a questa comunità del cibo. Ci tengo a sottolineare che è una comunità del cibo assolutamente aperta e quindi chiunque vorrà farne parte naturalmente è benvenuto. Non potevano mancare ovviamente la pecora di Lancia del Dragota, col presidio Slow del Pago, la pecora di Lancia Lamon, che ci stanno particolarmente a cuore perché diciamo, ci stiamo lavorando ed è da parecchi anni, almeno 4 anni, ci stiamo collaborando con le associazioni di questi allevatori proprio per valorizzare le produzioni collegate a queste 2 razze autoctone. E poi ovviamente non poteva non mancare il miele delle Dolomiti, che è una Doctor. E poi abbiamo tutti i trasformati naturalmente, e numerosi di questi sono appunto delle PAT.
E poi naturalmente tutta la ricchezza di formaggi che sono presenti nella nostra provincia, con le latterie, con tutto il mondo delle malghe. In questo momento abbiamo all'interno la latteria di Camolino e la latteria di Valmorel. E poi vabbè, si continua con alcuni trasformati rappresentati, questi sono trasformati insomma che riguardano confetture, gallette, caffè d'orzo, eccetera, in particolare qui appunto collegati alla fiorita. Abbiamo realizzato quindi, diciamo, a novembre si è costituito questo soggetto promotore. Sono stati realizzati dei tavoli di approfondimento che abbiamo necessariamente dovuto fare online, visto in particolare quello che stiamo vivendo, e che sono stati dedicati a 4 temi diciamo cruciali, che sono stati appunto il tema del paniere dei prodotti, cioè capire quali prodotti e come inserirli all'interno della comunità. Poi si è parlato naturalmente dell'agricoltura sostenibile e della sinergia con il biodistretto Serre Bellunesi, si è approfondito il tema delle filiere corte. Qua sicuramente il confronto con la Confcommercio è stato fondamentale, perché abbiamo potuto mettere sul tavolo dei ragionamenti davvero molto interessanti e strategici, e infine l'ultimo tavolo è stato dedicato a un confronto con i consorzi turistici, con la Germenò, quindi, e con il consorzio turistico a Cavo Cansiglio e altri Dolomiti. Sono emersi tutta una serie di punti di forza fondamentali, la presenza appunto sul nostro territorio di diversi consorzi di tutela che quindi garantiscono la produzione e la valorizzazione dei prodotti locali e in questo momento stiamo operando appunto in un'ottica di filiera orizzontale. La presenza di diversi prodotti di qualità tutelata, DOP, GP, GT e presidi slow food, la presenza di un alto utilizzo, se ne parlava anche prima con la dottor Trentino, del più alto utilizzo regionale dell'indicazione facoltativa di qualità prodotti di montagna, la presenza di una agricoltura biologica proporzionalmente più presente nell'area considerata rispetto alla media regionale, e la presenza appunto, sottolineo nuovamente, di 2 condotte slow food. I punti di debolezza che sono emersi subito in occasione degli incontri naturalmente sono legati al fatto che le produzioni locali di nicchia, quelle più legate ai temi della biodiversità, sono quantitativamente molto limitate e sono spesso a carattere stagionale e non sono in grado di rispondere alle domande crescenti di mercato. Di qui l'importanza di un'alleanza anche con l'agricoltura, diciamo, un po' più a carattere convenzionale, nel senso che non caratterizzata magari proprio da un carattere di legame col territorio, ma che comunque, essendo un'agricoltura ispirata sempre ai principi di sostenibilità e utilizzo di pratiche appunto sostenibili, sicuramente possono, diciamo, interagire in modo proficuo anche con i prodotti più di nicchia, creando una presenza comunque di prodotto nell'arco dell'anno che consente anche ragionamenti con gli attori di filiera che possono avere dei risvolti economici interessanti. Il fatto che questi prodotti di nicchia hanno elevati costi di produzione e quindi a causa delle difficili anche condizioni orografiche che caratterizzano la nostra provincia, e quindi l'importanza di una corretta educazione del consumatore, il quale ovviamente si è reso prodotto di tutta la fatica, l'impegno, il lavoro che c'è dietro queste produzioni. E poi il fatto che manca una organizzazione di tipo logistico, soprattutto nella fase di stoccaggio e distribuzione.
Le opportunità sono comunque parecchie, le opportunità sono il fatto che sul territorio diciamo, c'è una certa propensione all'associazionismo, lo vediamo anche con i numerosi associazioni, consorzi di tutela dei singoli prodotti. C'è una domanda una consistente domanda di marchi da parte naturalmente del consumatore, quindi un'attenzione alla qualità del prodotto e quindi una sensibilità del consumatore in questo senso che è in costante crescita. Sicuramente è fondamentale anche l'attenzione da parte della PAC nei confronti di questi prodotti di montagna e appunto in generale una maggiore propensione dei mercati a remunerare il prodotto di qualità rispetto a quello convenzionale. Le minacce sono anche queste abbastanza note, che sono una tendenza all'abbandono delle pratiche tradizionali e il crescente potere contrattuale naturalmente della grande distribuzione e dell'industria di trasformazione a svantaggio delle piccole realtà. E da qui, ecco, da questi incontri è in fase di elaborazione quella che è la carta della comunità, che conterrà i macro obiettivi e questo insieme di valori condivisi che saranno fondanti la comunità stessa e si articolerà in una serie di, diciamo, di obiettivi che riguarderanno la biodiversità, quindi il paniere, la caratterizzazione, il tema della ricerca, le pratiche agricole sostenibili, quello che diceva prima il preside, quanto potrà essere sostenibile questa comunità del cibo e della biodiversità, cercare di risolvere problematiche importanti e fondamentali legate alla logistica e all'organizzazione dell'offerta e della domanda, e individuare una sinergia strategica con i consorzi e le TMO e quindi con altre progettualità come le strade dei sapori, il patrimonio UNESCO ed altro. In questo momento sono in fase di elaborazione in Veneto 3 comunità del cibo, la nostra appunto, la comunità del cibo dedicata ai cereali antichi e una comunità del cibo che si è chiamata Le Terre dei Carraresi e delle città murate. E questo mi dà anche la possibilità di introdurre il prossimo intervento perché abbiamo collegato online proprio insomma Stefano Cremasco che ci porterà un saluto perché questo è un percorso di condivisione anche tra diverse comunità del cibo, ci siamo incontrati più volte e stiamo facendo percorsi molto simili anche se percorsi che si caratterizzano ovviamente in modo diverso. Prego, intanto Stefano, benvenuto, ti lascio la parola. Sì. Buonasera a tutti. Grazie, ringrazio l'organizzazione di Agrimont per avermi dato questa opportunità, ringrazio Antonella Tormen per avermi invitato. In realtà non ho preparato una vera e propria presentazione, il mio obiettivo è quello di dare un saluto e di spiegare un po' gli obiettivi e la strada che stiamo percorrendo. Se posso, però, volevo proiettare una proposta di logo che abbiamo proposto. Vediamo se riesco a condividere lo schermo. Magari vediamo se riesco. Riuscite a vederlo? Sì, lo vediamo. Vedete la proposta di logo, giusto? Benissimo. Ecco, e da questo volevamo partire. Il nostro obiettivo, come ci è stato dato dalla Regione, è quello di costituirci in una comunità.
Personalmente, un po' per deviazione professionale, credo che la comunità più rappresentativa nel mondo animale e nella speranza di averla anche nel mondo umano è quella della comunità delle api. È una vera e propria comunità di individui che lavorano, partecipano ad un unico obiettivo, che non è solo quello della produzione del miele, ma è sicuramente quello della produzione della continuità della famiglia e quindi di una riproduzione. Non solo, ma focalizzando nel lavoro di questa grande comunità, ma non solo le api, nel mondo degli insetti esistono ad esempio anche le formiche che rappresentano una grande comunità collaborativa. Da questa base abbiamo pensato che fosse questo una prima immagine. Chiaramente, chiamandoci Comunità del Cibo e le terre dei Carraresi e delle città murate, abbiamo anche dovuto dare uno spunto a quello che sarà questa nascente comunità. E come vedete nel logo è rappresentato l'uovo. L'uovo ci rappresenta la cellula primordiale di un individuo, ma anche la continuità e la comunità. L'uovo in questo caso, vedete, affonda in parte nel terreno, se vogliamo individuarlo un terreno, comunque affonda nelle tradizioni, ed è questo che noi è stato ripetuto più volte e noi vogliamo ribadire, è sulle tradizioni del nostro territorio che si vuole intervenire. Quindi è un uovo, una primogenitura di una comunità che affonda su basi solide. Ma l'uovo, con colore diverso, emerge, quindi dà origine a una nascente comunità e quindi germoglia. Dove sta questo uovo? Questo uovo sta all'interno di città, della rappresentazione di una torre merlata che rappresenta le città murate che contraddistinguono molte delle nostre città in Veneto, partendo dall'est, dalla Bassa Padovana, dal Montagnana Est, per arrivare fino a Castelfranco Veneto, alle città murate che hanno caratterizzato quelle terre dei Carraresi che dal 1400 hanno valorizzato le tradizioni del Veneto. Ma ancora i Carraresi erano rappresentati dalla famosa ruota, e per noi la ruota significa una progressione, un andare avanti. Quindi in una sola immagine, in un simbolo, in pochi simboli anzi, abbiamo voluto rappresentare quella che sarà la nascente comunità. Perché l'uovo? E ritorno su questa immagine, perché la nostra nascente comunità vuole recuperare tutti quei saperi, quelle tradizioni e quelle razze, perché la comunità del cibo è anche la comunità della tutela della biodiversità di interesse agricolo alimentare, e sulle razze di avicoli tradizionali molti dei nostri operatori hanno basato il loro lavoro, il recupero di modi di allevamento di un tempo, ma che sono valorizzati con gli studi universitari, con gli studi genetici, con la valorizzazione della genetica. Che cosa poi abbiamo voluto con l'immagine, con il colore verde e con il germoglio di questo uovo? Quindi recuperare anche tutte quelle varietà vegetali che contornano la nostra comunità, i nostri produttori, con delle particolarità, in particolare con le razze di broccolo, il broccolo bastardo padovano e non da ultimi anche tutte quelle razze quelle varietà di mais che hanno caratterizzato la nostra regione, distinguendola anche per colori, il mais bianco, il mais giallo, il mais, la varietà di colore rosso, il maranello, tutte quelle varietà caratteristiche di alcune zone
che hanno contraddistinto anche l'alimentazione della nostra gente. Quindi interrompo la condivisione e ritorno tra voi per dirvi che su queste poche immagini abbiamo pensato proprio di costruire, e non è facile. Condivido le osservazioni di Antonella sui punti di debolezza, sulle minacce proprio. Stiamo combattendo, e ringraziamo per questo la Regione per averci dato questa opportunità, stiamo combattendo per recuperare queste tradizioni, per tutelare, per preservare. Ecco perché abbiamo pensato a una città murata, abbiamo pensato a delle torri merlate che hanno una duplice immagine, quella di tutelare, preservare, ma anche di proteggere queste risorse. Siamo sicuri che, e negli auspici anche anticipati da Antonella Tormen, è quella di incentivare, di valorizzare questi prodotti utilizzando anche le nuove leve. Quindi abbiamo pensato anche noi, tra i nostri partner, una scuola, l'istituto di Castelfranco Veneto, l'istituto agrario di Castelfranco Veneto, ma anche l'università, in modo da formare, perché proprio sta nella formazione dei nostri allevatori, dei nostri nascenti allevatori, la continuità di queste tradizioni. Poi un altro aspetto che vorrei sottolineare è quello di poter valorizzare, di poter promuovere il nostro prodotto. E ritorno un po' sull'argomento che mi piace molto proporre, quello del lavoro delle api e del miele. Molte volte, anzi spessissimo, racconto ai nostri apicoltori che loro non stanno vendendo un vasetto di miele, ma vendono un pezzettino del loro territorio. Il loro territorio, tutto ciò che le api battono, cercano di raccogliere nel territorio, lo portano, lo mettono insieme in quel vasetto che raccoglie quella dolcezza e quel profumo del territorio. Quindi su questo vorremmo battere. E anche tra gli incontri formativi, anche noi abbiamo fatto 3 incontri formativi, e l'incontro formativo che ci è piaciuto di più, che è piaciuto di più ai nostri interlocutori, è stato quello della promozione delle piccole produzioni locali, perché è su questo che noi dobbiamo insistere, la piccola produzione, la produzione di nicchia da proporre non solo al grande pubblico, ma anche a un pubblico molto informato e molto formato. Credo di avervi detto un po' quali sono i nostri obiettivi, e non voglio togliere altro spazio a chi mi seguirà, e sono chiaramente a disposizione per dare ancora qualcosa, qualche indirizzo sul nostro semplice, ma devo dire tortuoso cammino. Grazie a tutti. Grazie mille grazie per questa bella condivisione. Adesso abbiamo rivolto l'invito anche alla comunità del cibo della Garfagnana, quindi da Lucca abbiamo adesso collegata Bernard Franca, e gli ho chiesto un breve intervento per raccontarci poi di una comunità che invece è già operativa, esiste da un po' di anni. Grazie intanto per aver accettato l'invito, e mi scuso per il ritardo, che avevo paventato il collegamento per almeno circa un'ora fa, quindi grazie per essere collegata. Ciao Franca, prego. Grazie a voi per avermi invitato, per aver invitato la comunità del cibo della Garfagnana. È sempre un piacere incontrarvi e scambiare le opinioni, perché è veramente importante vedere come ci si muove e soprattutto relazionarci con altri che si stanno muovendo in modo magari uguale o diverso, ma è sempre un arricchimento.
Allora, la comunità del cibo della Garfagnana è nata in maniera come associazione spontanea praticamente a seguito della legge sulla agrobiodiversità nazionale, quindi è nata intorno a un nucleo storico di coltivatori custodi, ma in Garfagnana l'agrobiodiversità e soprattutto appunto la custodia delle varietà a rischio di estinzione genetica ha veramente una storia antica. Qui abbiamo la banca del germoplasma, e per cui è nato proprio come primo nucleo come comunità del cibo, e nasce proprio dal nucleo dei coltivatori custodi. Nasce voluta e formata dall'Unione Comuni, quindi nasce proprio come una associazione, diciamo così, di un ente. Siamo andati avanti circa un anno a cercare di capire come proseguire, e fino a che appunto, anche d'accordo proprio con l'Unione Comuni, abbiamo deciso di assumere una nostra personalità, quindi di staccarci, diciamo così, e di prendere una forma associativa. La prima discussione è stata proprio sulla tipologia dell'associazione. Abbiamo pensato a reti di impresa, abbiamo pensato ad altre forme associative che però erano estremamente onerose da un punto di vista sia, a parte economico, ma anche proprio da un punto di vista di impegno, di collaborazione fra i vari soci, e in quel momento non eravamo così comunità, eravamo sicuramente un insieme di persone con un intento comune, però molto lontani dall'avere, diciamo così, ben chiaro un obiettivo comune, soprattutto anche, fra virgolette, economico e produttivo. Quindi abbiamo optato alla fine abbiamo scelto appunto come associazione, come tipologia, l'APS, cioè quindi un'associazione per lo sviluppo sociale, che innanzitutto è stato semplicissimo da mettere in piedi, e soprattutto ci ha permesso in maniera, diciamo, senza costi, di poter essere operativi il giorno dopo che abbiamo deciso questa scelta. Fra l'altro, all'inizio appunto come associazione libera c'era dentro sia ristoratori, quindi c'erano dentro unità produttive, e invece singoli cittadini o anche gli stessi coltivatori custodi che comunque non avevano un'azienda agricola. Con la scelta dell'APS praticamente è stato obbligatorio delimitare bene quello che è il concetto di socio, cioè socio è qualunque individuo, ma non può essere socia un'attività produttiva. Quindi le aziende agricole possono avere come socio l'individuo, il proprietario, il titolare, quello che è, però l'azienda agricola in sé per sé non può essere appunto socio dell'APS. Questo perché poi abbiamo scoperto tutto man mano, non è stato così, non c'è stato nessuno che alla fine ci ha detto queste sono le cose, si può andare così e può succedere questo. Abbiamo scoperto cammin facendo quello che avevamo scelto, che impatti poteva avere. E quindi però non si può fare a meno, in una comunità non possono non esserci le unità produttive, assolutamente, le aziende agricole, le aziende zootecniche, i ristoratori, tutto quello che fa parte appunto della filiera del cibo. Fra virgolette, nella nostra carta dei valori, i valori fondamentali appunto della comunità del cibo sono proprio basati su un cibo etico, sostenibile e che sia sano e buono. Ecco, questi sono i pilastri appunto della comunità del cibo. Quindi cosa abbiamo dovuto fare? Abbiamo dovuto trovare un meccanismo che ci permettesse di avere al nostro interno, di avere appunto come APS le unità produttive, in particolare ci siamo focalizzate sulle piccole aziende agricole e zootecniche, dove piccole si intende un'azienda che ha mediamente un titolare, quindi non cooperative, non altro. Perché? Perché abbiamo messo in piedi questo procedimento che è un procedimento dell'accreditamento basato esclusivamente sulla fiducia, cioè funziona così. Un'azienda vuole accreditarsi alla comunità del cibo, innanzitutto si riconosce in quelli che sono i principi basilari della Carta dei Valori della Comunità del Cibo e dello Statuto, e quindi firma e sottoscrive. Dopodiché si presenta, ovverosia abbiamo messo in piedi un semplice modulo Excel in cui si definisce dove questo produttore o allevatore è localizzato con la sua azienda, che cosa produce, quanto produce.
Perché è importante questo? Perché sostanzialmente se io ho un fazzoletto di terra e poi vado in giro a vendere quintali di roba, non sono credibile, non posso essere io. E quindi questo è un elemento assolutamente sine qua non, cioè il fatto di dire mi dichiari dove sei, perché noi ci siamo, diciamo, geolocalizzati in quelli che sono i comuni della Garfagnana e estesi a un comune di Barga che diciamo è vicino alla Garfagnana, proprio al confine con la Garfagnana geograficamente parlando. Quindi quello è l'elemento, ma l'altro elemento è ci dichiari che cosa produci, come lo produci, ma soprattutto quanto alla fine tu sei in grado di produrre. In questo modo noi sappiamo che sappiamo di poter contare su aziende che hanno accettato la nostra fiducia e che credono che la fiducia sia l'elemento fondamentale proprio di unione della comunità. In base a questo, ovviamente, quindi a quel punto diventa un'azienda accreditata e quindi qualunque tipo di progetto o attività che la comunità del cibo intende mettere in piedi, a questo punto viene immesso nel meccanismo. Banalmente, faccio un esempio molto semplice: domani saremo alla Festa delle Camelie in un piccolo borgo vicino a Lucca, ci hanno invitato come comunità del cibo a fare il percorso del gusto e quindi faremo le 5 tappe dall'antipasto, anzi sono 4, dall'antipasto al dolce, insieme a un'altra comunità che è quella di Cascio, e le aziende agricole accreditate hanno avuto modo, chi aveva il prodotto, chi voleva partecipare, di fornire i loro prodotti, ma non solo. Accanto alla bancarella che fornirà il piatto, ci sarà la bancarella con il produttore che vende il prodotto che quell'altro troverà nel piatto. E questo ha creato questo meccanismo di fiducia l'uno nell'altro. Cioè, in Garfagnana è molto difficile scalfire un senso quasi di, non dico di sfiducia, ma comunque di diffidenza. Questo invece ha creato una grande coesione e tutto sommato è un meccanismo semplicissimo che ci permette proprio di andare avanti e anche di creare dei progetti comuni per il futuro. Altro esempio, la Regione Toscana ha fatto un bando lo scorso anno che, proprio per le 5 comunità del cibo della Toscana, come diciamo così finanziamento sono stati 12.000 euro e noi le stiamo usando per mettere online la nostra comunità. Cosa vuol dire online? Non è il sito, ma è proprio una piattaforma che si va a colorare di quelle che sono le aziende agricole, piuttosto che la banca del germoplasma, piuttosto che l'università che ci sta supportando in un altro grande e importante progetto sul prodotto dell'agrobiodiversità. E praticamente questo ci ha permesso innanzitutto di prendere coscienza di noi stessi, quindi perché è l'azienda stessa che si presenta, è stata intervistata, ma soprattutto è l'azienda che si presenta. E a questo punto si presenta su una piattaforma insieme alle altre e ci saranno altri, per esempio delle guide naturalistiche che abbiamo qua, che potranno creare dei percorsi che siano del gusto, che siano del lavoro, che siano dell'agrobiodiversità, che uniranno questi puntini sulla piattaforma, per cui chi vuol venire a conoscere la Garfagnana può anche conoscere quella che è la sua agricoltura e soprattutto la sua bioagricoltura, che è, diciamo, uno degli elementi fondamentali proprio della comunità del cibo. Io avrei finito, se avete domande o... Grazie mille Franca per questa condivisione. Già l'altra volta ero rimasta colpita dal tuo entusiasmo in particolare, ma dal percorso che avete fatto e qui avete messo proprio l'aspetto, diciamo, della cooperazione e dell'etica al centro anche della vostra attività. E quindi ecco, ci tenevo tantissimo a poter condividere anche questo nostro primo presentarci in un certo senso ufficiale pubblico con voi, che insomma proprio in virtù dell'incontro che abbiamo già avuto. Quindi grazie mille Franca. Grazie a voi. Mi spiace che non sei qua con noi perché tra poco avremo una degustazione. Magari. Saranno sicuramente prossime occasioni. Grazie ancora. Grazie, arrivederci. Grazie a voi. Per concludere passo la parola a Laura Solinas che qui rappresenta Slow Food.
dicevo, un alleato importantissimo, fondamentale quando si parla di valorizzazione di prodotti tipici. E diciamo, uno degli aspetti su cui Slow Food insiste molto è quello legato anche al ruolo importante che ha il consumatore finale, un consumatore che è sempre più un coproduttore quando si parla di valorizzazione dei prodotti locali. Antonella, grazie a tutti. Ho l'onere di essere l'ultima quando in realtà dietro c'è un meraviglioso buffet e tutti saranno immagino più interessati all'aspetto esperienziale. Quindi l'aspetto esperienziale... Laura, devi togliere la mascherina se non si sente. Non sentite? Adesso sì. Sentite meglio? Ok. Allora, sarete tutti più interessati all'aspetto esperienziale e sono anche contenta come rappresentante di Slow Food perché il passaggio attraverso l'esperienza è proprio uno dei cardini del nostro vivere, la nostra associazione, il nostro movimento. Slow Food è il maggior movimento a livello mondiale che si occupa di cibo. Il cibo è all'interno della nostra riflessione e non possiamo che essere d'accordo con tante delle cose che sono state dette prima, quindi evito di ripetere le cose già dette e cerco di andare all'aspetto più critico, cioè vorrei partire da quello che Antonella ha indicato come la criticità, cioè quando la biodiversità si rischia di perdere perché forse non c'è abbastanza gente che compra, perché comunque i piccoli produttori fanno, nonostante producono delle cose meravigliose, ma fanno comunque fatica a vendere, c'è difficoltà a incrociare la domanda con l'offerta e per arrivare a dire attraverso anche il DNA, la genesi di Slow Food, che cosa possiamo fare e in che senso il fatto di partecipare a questa comunità può essere un aiuto e può essere un elemento innovativo. Allora, Slow Food è importante ricordare che 35 anni fa è nato da un gruppo di amici e non è banale il fatto che fossero un gruppo di amici, un gruppo di amici che condividevano il piacere del cibo. Il piacere del cibo, i cibi che si sono resi conto rischiavano di andare persi e quindi il primo nucleo di esperienza, piacere, gioia, cosa ludica si è trasformato in andiamo a conoscere questi saperi, facciamone dei cataloghi, cominciamo a tutelarli, riconosciamo che sono un qualche cosa che ci dà piacere e che è un piacere che rischiamo di perdere e insieme a questo piacere non possiamo conservarlo se non conserviamo i saperi e i sapori collegati. Insieme abbiamo il piacere della convivialità e anche questo è importante perché la nostra condivisione di piacere non può essere a scapito di chi ce lo permette. Non possiamo gioire noi sulle spalle di qualcuno, non possiamo essere felici facendo l'infelicità di altri. Ma soprattutto, quindi questo ha fatto arrivare allo slogan ormai più diffuso del cibo buono, pulito e giusto. Buono è quando interviene con lo studio di questi sapori, la riscoperta, la centralità della biodiversità. E centralità vuol dire studio, tutela, vuol dire mettere in pratica quello in cui Slow Food è andata brava, cioè la diffusione di un'educazione alimentare, la riscoperta di un'educazione al gusto e il piacere dei gusti diversi. Se non ho alla base questa educazione al gusto, a riconoscere gusti diversi, che non è che un fagiolo, uno zucchino, ma ce ne sono tanti, hanno tanti usi. Ecco che questo è un passettino importante per continuare a ricercare la biodiversità e a mantenerla. Pulito, perché ovviamente sano per me e pulito per l'ambiente. Perché altrimenti non è sostenibile, perché altrimenti non è riproducibile non soltanto domani, ma anche tra 20 anni. E giusto, perché se non c'è l'equo riconoscimento al produttore, quello che discende dalla convivialità condivisa con i produttori, ecco che non rischiamo di perdere le cose. Qua veniamo alla bilancia, cioè alla fine la biodiversità si conserva, se c'è qualcuno che trova buono un prodotto, lo compra
e comprandolo a un prezzo equo fa sì che il produttore continui a seminare, continui ad allevare, continui a produrre quella vasta moltitudine di prodotti che altrimenti si perderebbero. Se questo 35 anni fa era una riflessione di pochi, sempre di più lo food è diventato un movimento ampio, ha incluso con Terra Madre il gruppo degli agricoltori che coltivano e propongono la biodiversità, e siamo arrivati allo statement, all'affermazione dell'ultimo congresso che il cibo buono, pulito e giusto è un diritto di tutti, e fino a quando anche una sola persona sul pianeta rimarrà negato, sul food si batterà per garantirlo. Perché ho citato questo fatto? A parte il fatto che è una delle cose fondative nostre, perché la comunità del cibo è proprio uno dei mezzi che noi vediamo per portare il cibo buono, pulito e giusto a tutti. Parliamo delle nostre varietà, parliamo dei nostri cibi di montagna prodotti da piccolissimi produttori, e anche la difesa dei piccoli produttori è un cavallo di battaglia di Slow Food. Non è forse il cibo di tutti i giorni per tutti, però un qualcosa per tutti, un qualche giorno c'è, ed è importante che ci sia, ed è importante che comunque cambi il sistema di produzione del cibo. E qui veniamo al sistema di produzione del cibo e al fatto che la biodiversità è intrinsecamente collegata, l'hanno detto in tanti, alle piccole produzioni. Perché? Perché è quello che è diverso dallo standard, è quello che è diverso dal grosso che troviamo in tutti i supermercati, diciamo abbastanza uguali. Premesso che anche ai supermercati vediamo un'offerta sempre più varia, quindi siamo contenti che in qualche modo questo piacere della diversità sta diventando una richiesta del consumatore. Ed ecco che nella comunità del cibo il ruolo di Slow Food è non soltanto quello di sostenere i piccoli produttori, ma anche quello di portare la voce di un consumatore che è sempre più attento e che si sente co-produttore. Slow Food lo definisce proprio co-produttore i nostri soci, chi compra la biodiversità, perché senza chi compra un prezzo equo appunto non avremo più i prodotti. Ora, per questo non basta soltanto attivarsi con una filiera di prodotti. Naturalmente è importante la filiera, ma è importante anche tutto quello che ci sta intorno, perché noi mangiamo tutti i giorni, quindi il cibo è un'esperienza centrale della nostra vita, ed ecco che sia Slow Food ma anche le comunità del cibo riconoscono che per arrivare a un'economia condivisa, un'economia concorrente, dove il con sta per insieme invece che per contro, ecco che è importante riconoscere che corriamo tutti nello stesso senso e abbiamo degli obiettivi comuni. Non è esattamente così, cioè io mi rendo conto che è un'affermazione forte dire che un contadino ha lo stesso interesse dell'acquirente, perché chi compra ha interesse che cosa? A tenere il prezzo basso, quindi è un salto culturale veramente molto importante, quello che noi contribuiamo da appunto 35 anni a diffondere, cioè riconoscere che il valore non è soltanto soldi, ma il valore sono degli aspetti sensoriali che saranno immateriali, ma li sentiamo, perché il cibo, il gusto, l'occhio sono qualcosa che colpisce i nostri sensi. Sono dei valori sociali che viviamo in queste zone, e la biodiversità è un modo importante, riconosce anche la legge, per poter mantenere delle possibilità di abitare, facendo delle attività che mantengono anche il territorio, di abitare questi territori.
Quindi che cosa fa Slow Food come contorno? Ci sono diversi mondi che chiamiamo, che sono sia dei progetti specifici a tutela della biodiversità, e qui abbiamo già citato i presidi. Allora, presidio non è che il fagiolo giallette è un presidio, non è che di per sé il fagiolo sia un presidio. Il presidio è un progetto di tutela di un prodotto a rischio di scomparire, per cui soltanto i coltivatori che adottano certi disciplinari, che si impegnano a mantenere le caratteristiche, soltanto questi producono un presidio di food. Quindi dietro c'è un impegno più grosso del continuare a coltivare e basta. C'è l'alleanza dei cuochi, perché i cuochi sono importanti per proporci in maniera migliore e raccontarci il cibo. Ci sono mercati della terra, ci sono progetti anche turistici che ve la faccio assolutamente breve. Chi fosse interessato, ho preparato qualche slide che non hanno la tecnica giusta, per cui vi verrà, potrete scaricarlo, ma ci sono molti con cui lo food sostiene attraverso anche progetti che potrebbero interfacciarsi perfettamente con la comunità del cibo, proprio tutta questa esperienza e questa catena del valore, in cui il valore è sempre riconosciuto soprattutto verso l'ultimo che paga, quindi chi compra e chi vuole comprare a meno prezzo. Ecco, la nostra scommessa è rendere più equa e più circolare questa catena in maniera tale da riconoscere la giusta quota di valore a chi questo non lo produce, perché altrimenti la biodiversità perderemo. Quindi buon appetito a questo. Buonasera a tutti anche da parte mia, Serena Turrin, insegnante per 42 anni all'Istituto Agrario, adesso sono una pensionata, però sempre fortemente radicata al mio territorio e ai nostri prodotti. Grazie per la vostra presenza, finora avete sentito chiacchiere e adesso passeremo invece all'aspetto più degustativo, cioè metteremo in moto i nostri sensi. Quindi vi proponiamo, tre tipologie di formaggi. Un formaggio a latte fresco, intero, non pastorizzato, della latteria di Frontin, una latteria che è nata nel 1939 e ci sono 4 allevatori che conferiscono giornalmente o a giorni alterni, dipende dalla stagione, il latte, il quale viene lavorato, pensate, 4-5 quintali. Poi abbiamo altre due tipologie di formaggi della latteria di Camolino, quindi di Sospirolo, anche qui una piccola realtà con 6 soci che conferiscono il loro latte sempre parlo di vacche, latte vaccino, e questa azienda invece nata nel 1941, lavorano dai 40 ai 50 quintali al giorno di formaggio, quindi vedete la diversità in termini di dimensioni. Una latteria ancora radicata, quella di Frontin, alle tradizioni del passato, una latteria cosiddetta turnaria, dove i casari a turno lavorano il latte e una parte del formaggio, del burro e della ricotta viene venduto e una parte invece viene restituita a chi consegna il latte. Logicamente è una politica, diciamo così, gestionale differente da quella che è la realtà di Latte Busche, che ha costituito e costituisce ancora l'economia del nostro territorio montano. Però vedete, coesistono piccole realtà dove possono anche gli piccoli appassionati che hanno anche 4-5 vacche, possono allevarle, consegnare il loro latte e questo latte a livello igienico-sanitario viene lavorato, trasformato, ottenendo dei prodotti eccellenti. Quindi vi verranno presentati troverete sul piattino 3 formaggi, partirete nella degustazione da quello più fresco, che è quello con lo stuzzicadenti, e poi a seguire quello mezzano e poi quello più stagionato. Assieme a quello stagionato vi proponiamo la degustazione di un miele millefiori
con una piccola nota di castagno, dopo ci è stato gentilmente offerto da Atti Dolomiti, e quindi vedrete, prima potete assaggiare un pezzettino piccolo senza miele, poi l'abbinamento. Sapete che in questi ultimi anni c'è questa ricerca di abbinare i vari prodotti con altri prodotti del territorio, per esempio con le birre, con i vini, con la cioccolata, con le grappe, con i mieli, con le mostarde, con le composte, con le confetture. Insomma, ci sono tante opportunità proprio per recuperare tutti i territori, tutti i prodotti dei nostri territori. Un grazie doveroso a tutte le aziende, mio personale, che hanno aderito a questa iniziativa della comunità del cibo. Abbiamo una provincia ricchissima di biodiversità spontanea, coltivata, allevata. Una piccolissima nota, non negativa, ma che ci porta a riflettere quello. Noi consumatori dobbiamo essere disposti a pagare qualcosina in più, perché la nostra economia, del nostro territorio, chi mantiene i nostri prati, i nostri boschi, anche i boschi, sono chi vive in montagna e per la montagna. Quindi ricordiamoci, quando andiamo al supermercato, magari se c'è latte Buschia, magari anche se c'è una piccola differenza, ricordatevi che dietro quel contenitore di latte ci sono le nostre famiglie che vivono su quell'attività. Quindi un plauso a queste realtà e in questa situazione, in questo momento storico ancora di più. Appena avrete assaggiato poi i formaggi, ci sarà un piatto che il nostro chef Mauro Cavalecci propone, che è un orzotto arricchito e aromatizzato con un formaggio stagionato, che è il terzo che assaggerete della latteria di Camolino, con un cavolo cappuccio viola, e comunque poi Mauro ci spiegherà il piatto nella sua complessità. Anche questi sono spunti che possiamo portare a casa, perché non sono piatti molto elaborati, quindi sono piatti che a volte semplicemente con delle materie prime che utilizziamo sempre, basta fare delle piccole aggiunte e abbiamo una diversità a livello del palato. Io ringrazio anche Monica, che nessuno conosce neanche della comunità montana, perché con lei stiamo facendo un lavoro importante sui formaggi, in collaborazione con ONAF, proprio per portare alto il nome della provincia di Belluno anche a livello nazionale. Quindi io direi di, Antonella, se vuoi portare tu il saluto di chiusura. Mi dispiace per quelli che ci stanno ascoltando, e noi assaggeremo anche per voi, e dandoci magari appuntamento a un altro incontro, magari con una presentazione più ricca di prodotti, perché qua siamo in un contesto che non possiamo pensare all'antipasto, il primo, il secondo, il contorno, eccetera. Vi diamo proprio un assaggio finale, così andate via un po' che avete accontentato non solo la mente, ma anche lo spirito e la bocca. Grazie. Perfetto, allora adesso ci possiamo alzare tutti quanti e accingerci a degustare i prodotti. Ci saranno anche dei vini, vi dico che appunto si tratta di un orzotto di cappuccio viola con pastil croccante e con tutto il formaggio stagionato di latteria, accompagnato dal vino bianco rifermentato con vite bianchetta, uva autoctona. Prego. Grazie a tutti voi.